Beh, il protocollo è non solo simbolicamente, anche materialmente importante e quindi regola i rapporti tra le strutture sanitarie e le nostre diocesi. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi in occasione della firma del protocollo d'intesa con i 4 vescovi e arcivescovi della regione, Monsignor Enrico Traversi per Trieste, Monsignor Riccardo Lamba per Udine, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli per Gorizia e Monsignor Giuseppe Pellegrini per Pordenone Concordia. Tra i punti salienti dell'accordo rientra in particolare la messa a disposizione da parte dell'autorità religiosa di sacerdoti, diaconi, religiosi e laici per attività di sostegno spirituale, psicologico, umano e sociale, per lo svolgimento di celebrazioni eucaristiche nei luoghi di culto delle strutture sociosanitarie e per la formazione etico-religiosa del personale. Nell'occasione i presuli hanno inoltre incontrato il personale della protezione civile e visitato le 3 centrali, la sala operativa, il numero unico d'emergenza 112 e la Sores. Personale dipendente della protezione civile, abbiamo visitato le strutture operative, l'emergenza sia del 112 che sanitaria e quindi una giornata che faccia conoscere la fatica delle persone, la difficoltà di questo lavoro e in particolare nei tempi che si stanno presentando, dove spesso c'è sempre qualcuno che ti spiega quello che devi fare. Questi ragazzi veramente sono sottoposti a delle pressioni importanti. Un servizio di supporto prezioso a beneficio non solo dei pazienti ma anche dei loro familiari e del sistema professionale. Tanto credo il riconoscimento per l'amministrazione regionale che è sensibile a questi temi dell'assistenza spirituale e religiosa, che io credo non solo per le persone che si trovano per alcuni giorni o alcune settimane ricoverate, ma anche per tutto il personale di assistenza e per i familiari che lì vengono dei pazienti ricoverati, e quindi questa attenzione da parte dell'amministrazione regionale mi sembra molto importante.